Discusso dal governo Musumeci provvedimenti finalizzati a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici della regione e evitare quindi il loro spostamento. Ove possibile si farà ricorso allo smart working. L'amministrazione procederà alla rotazione del personale e all'adozione di strumenti alternativi come la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore, nonché delle ferie pregresse nel rispetto del contratto di lavoro. Le attività strettamente funzionali alla gestione delle emergenze e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza esterna che a quella interna verranno comunque garantite. Così come già annunciato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Nello Musumeci, le elezioni amministrative in 61 comuni dell'isola, già fissate per il 24 maggio, verranno spostate al 14 giugno, con l'eventuale ballottaggio 2 settimane dopo. In Sicilia scatta la moratoria sui mutui contratti con il sistema bancario prima del 31 gennaio, su proposta dell'assessore all'economia Ghetaro Armao. Infatti è stata raggiunta un'intesa tra Regione e ABI Sicilia che consentirà la moratoria dei mutui contratti con il sistema bancario. L'intesa prevede altresì l'estensione della possibilità anche agli enti regionali IRFS, Finsicilia, IRAC e CRIAS. L'accordo, che consente di sospendere le rate mensili evitando il pagamento della quota capitale per un anno, è previsto per tutti i rapporti di mutuo di medio e lungo termine, compresi i leasing immobiliari. Viene prevista anche la possibilità di allungare il debito fino al 100% della durata residua dell'ammortamento, con conseguente dimezzamento dell'importo della rata e liberazione di liquidità. Avviate anche le procedure per il raddoppio delle risorse, già assegnate e impegnate al 75% da destinare alle sezioni del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese siciliane per consentire un più agevole accesso alle PMI in crisi di liquidità al credito bancario. Stop su proposta dell'assessorato alle attività produttive Mimmo Turano alla partecipazione delle aziende siciliane alle attività fieristica in Italia e all'estero fino ad agosto 2020.